Queste ultime settimane abbiamo parlato tantissimo del rapporto Taranto-Sparta e non ce n'è mai abbastanza, ed è per questo che ho qui ospite Saverio De Florio. Benvenuto, buon anno. Buon anno a tutti. Iniziamo l'anno nuovo parlando del giustissimo rapporto fra Taranto e Sparta, visto che adesso pare ci sia una ripresa, ma tu questa cosa qua la stai inseguendo da qualche annetto? Sono più di 10 anni. Sono più di 10 anni, con un progetto peraltro bellissimo, l'Enereidi di Taras, che come nasce? Io me lo ricordo come è nato. Però. L'Enereidi di Taras, poi ne parleremo diffusamente, ma nasce per riportare la prima e più antica tradizione di danza greca qui nella nostra città, perla della Magna Grecia e capitale morale, diciamo, della Magna Grecia, insieme, senza nulla togliere a Crotone, chiaramente a Metaponto, però una delle città più importanti non solo dell'Italia del Sud ma del Mediterraneo, una culla della civiltà e della storia dell'umanità, quindi qualcosa di veramente importante. Che purtroppo ogni tanto si perde anche per strada, però qualcosa è rimasto, cioè gli indizi escono fuori dalle cose più inaspettate, questa è una cosa bellissima, perché vuol dire che la storia in un modo o nell'altro, tanto si può fare di tutto, ma in un modo o nell'altro esce sempre fuori. Sì, la storia non si può dimenticare, non si può mistificare, e poi, ringraziando il cielo, si va avanti negli anni e vengono sempre a galla delle cose straordinarie, quindi la storia di Taranto è un libro sempre aperto. Poi abbiamo anche un museo archeologico che supporta le teorie non poco. Per la miseria, il quinto d'Italia, e custodisce dei reperti straordinari originali della città di Sparta. E quindi abbiamo anche dei contributi fotografici. Chiediamo a Piero Caffio in regia se ci manda. Sì, c'è una Chilix, c'è un piatto spartano che sta nel nostro museo. È molto particolare, testimonia il legame storico proprio di sangue, possiamo dire di sangue, tra i discendenti dei fondatori di Taranto, i Parteni, e la città madre Sparta. E non è un caso, perché in uno dei reperti più preziosi del nostro museo, che ricordiamo il quinto d'Italia, il quinto museo d'Italia, c'è questa Chilix che che è stata impiegata, è stata ritrovata nelle sepolture dei tarantini, e stava ad indicare proprio la nobiltà dei discendenti dei fondatori spartani. Tant'è vero che questa Chilix, cioè una coppa del vino, riporta proprio i simboli regali della dinastia regale dei due re di Sparta, perché era una diarchia a Sparta, c'erano due re, in origine erano tre, ma poi per accordi politici rimasero in due, insomma. Però uno controllava l'altro, quindi c'era un prototipo, diciamo così, di democrazia, anche se era Atene quella dove si è sperimentata proprio forte la democrazia. Questo è un discorso lunghissimo. È lungo, poi ci incartiamo. No, non possiamo farlo in questa occasione, però diciamo, gli spartani erano socialisti. Erano socialisti, cioè mettevano tutti in comune e non amavano gli stranieri a casa propria, altrimenti i cittadini imparavano dai commercianti esteri l'arte della bella vita, come quella che si faceva a Taranto, e quindi non era permesso di rimanere tra le mura, ma non per xenofobia, insomma, ma semplicemente per mantenere la propria essenza, la propria, diciamo, essenza in comune, di grande comunità. Ti faccio una domanda prima di dare la linea alla regia, tanto tu rimarrai con noi anche subito dopo la pubblicità. Ti faccio una domanda: si parla di Taranto colonia spartana, io non sono d'accordissimo su questo fatto della colonia, perché comunque Taranto mantiene, si sviluppa anche un po' in maniera diversa, ha una sua indipendenza, cioè ha una sua moneta. Le altre colonie, ad esempio le colonie di Atene, rispecchiavano le forme legislative, rispecchiavano il conio, cioè rispecchiavano tutta una serie di cose. Taranto, pur avendo il sangue spartano, quindi la base era stessa, però c'ha la sua moneta, c'ha tutta una serie di robe. Si può parlare di colonia o si può parlare proprio di città spartana? Si parla
nella fondazione di una poichia, nel momento della fondazione, quindi la prima compagine che regge la politica, il primo nucleo. Però io voglio ricordarlo a tutti i nostri concittadini: Taranto è stata difesa per 10 anni dai soldati spartani di Sparta che erano rimasti a Taranto dopo la morte di Archidamo III sotto le mura di Manduria. E quando poi Taranto subì una grande sconfitta contro gli Apigi, a Sparta tributarono grandi omaggi ai caduti tarantini, quindi il legame è fortissimo, ma anche e soprattutto, ne parleremo dopo, con le tradizioni religiose che sono il cuore della spartanità di Taranto e di cui non si parla purtroppo molto, ma sono la cosa più importante. Stavamo per affrontare uno dei temi più caldi ma meno affrontati in assoluto. Si parla tanto di Taranto, Sparta, i soldati, l'atletismo, la fiaccola che è passata, eccetera eccetera, però delle tradizioni religiose spartane qui a Taranto che sono poi rimaste, hanno lasciato tracce nel tempo. Come si diceva prima, la storia in un modo o nell'altro esce sempre nelle maniere più inaspettate. Ecco, di questo non ne parla mai nessuno. Parliamone con te. È vero, grazie Silvia. Io ritengo che sia una parte della tradizione e il vero legame fra Taranto e Sparta, perché riguarda la figura femminile e l'attenzione e il rispetto verso la figura femminile che insisteva solamente nelle città spartane. E voglio ricordare che per esempio a Creta, a Gortina, gli spartani adottarono le leggi sul divorzio che noi nella società moderna occidentale abbiamo visto solo con le lotte delle femministe degli anni 60 e 70 negli Stati Uniti, ma a Creta avevano le stesse leggi sul divorzio, quindi erano veramente avanti. E appena poi 2000 e qualche 800 anni prima. Sì, e poi c'è un fatto: la libertà delle donne non si parla mai abbastanza, ma le tarantine erano famose non solo in tutta Italia, in tutto il Mediterraneo, proprio perché avevano mantenuto, ereditato e mantenuto questa grande libertà delle donne spartane e anche tarantine. Tant'è vero che erano famose per le danze che avevano mutuato da Sparta, ed erano ovviamente, vivendo in una città ricchissima, una delle più ricche di tutto il Mediterraneo, esibivano anche non solo una grazia, una bravura nell'arte coreutica, ma anche una bellezza e una raffinatezza che era mutuata proprio dall'arte e dalle tradizioni dei maestri orafi che c'erano a Taranto. Quindi erano un po' come delle idee ambulanti che incantavano tutti. Infatti quando gli stranieri, anche i romani, venivano a Taranto non volevano più tornare a casa. È successo non a caso poi quando sono arrivati i romani, le donne romane hanno adottato ad esempio l'abito che usavano le danzatrici spartane per danzare. Loro lo usavano come abito da sera, quindi è una cosa molto Tarantinidion, tra l'altro, nome a caso proprio, tipicamente tarantino. Era un abito da cerimonia, ma inteso non da cerimonia come diciamo, come intenderemo oggi noi per le cerimonie religiose. Loro lo intendevano come abito da sera, abito il top dell'eleganza, era raffinatissimo, lana tarantina. C'è un segreto: era di Bisso, dobbiamo rivelare perché non si pensava, i ricercatori non sapevano che fosse di Bisso. Si parlava di lana, si parlava di cosa sottile. Perché non poteva volare. La grazia e la raffinatezza delle danzatrici risiedeva anche nella loro arma segreta. Loro avevano il velo di Bisso, il Tarantinidion, che volava sulla testa. Il velo di lana non avrebbe potuto volare. Infatti ci sono anche dei vasi che riportano queste danzatrici con questi abiti, con queste stoffe molto trasparenti e molto leggere, molto soffici. Esatto. Che danno proprio l'idea di grazia e di... Esatto, perché solo alcune donne conoscevano il segreto per tingere. Nel frattempo stiamo vedendo il video, stiamo mandando questo video
realizzato appunto all'interno del tuo progetto che dicevamo appunto delle Nereidi. Progetto realizzato grazie ad una maestra di danze etniche che si chiama Clelia Madaro, con le sue ragazze, anche le sue figlie, no? Perché è nata da una famiglia questa idea. E le Nereidi di Taras ripropongono le antiche danze di Taras e di Sparta, perché a Taranto si eseguivano le danze di Sparta, perché i riti religiosi tarantini non erano certo ateniesi, erano spartani, e quindi si eseguivano queste danze, erano molto molto eleganti, molto affascinanti, e tra queste noi abbiamo proprio le prime danze, e questa è anche una cosa incredibile, Silvia, le prime danze della Taranta, che sono documentate nei volumi del Medioevo. Ebbene, sono proprio descritte in un rigo e riguardano danze che non sono italiane ma sono di Sparta, e quindi noi prima, i telespettatori hanno visto prima un vaso, una pisside che è nel museo di Atene, che è stata una pisside fotografata dal ricercatore Pierpaolo De Giorgi. Ebbene, su quella pisside c'è una delle danze seguite anche a Taranto dalle tarantine, ed è una danza della Taranta, cioè una danza sacra della possessione e del pizzico dell'animale sacro. Nel caso del vaso spartano ad Atene è una danza in onore di Apollo ad Amicle durante la famosa festa annuale dedicata ad Apollo Giacinzio, in cui avvenne, non certo lo stesso anno, comunque in cui avvenne l'insurrezione dei Parteni, che poi furono costretti a lasciare la madrepatria e ad arrivare a Saturo e all'Eporano. E quindi tutto una storia, torna, una storia incredibile. Riconferma, una riconferma ulteriore che Taranto è al centro anche del fenomeno del tarantismo mediterraneo, quindi è inutile, lo dico spesso e lo dico sempre con piacere, però ci sono anche i supporti archeologici, in questo caso neanche storici, di fonti storiche scritte, dirette e indirette, ci sono proprio le fonti archeologiche. Io ti ringrazio per essere stato con noi, rimarrei a parlare delle ore, però i tempi sono quelli, poi Piero Caffio si arrabbia, mi oscura, e quindi grazie Saverio De Florio, però ci rivediamo assolutamente. Quando volete sono qui da voi per raccontarvi il resto dei segreti di Taras. Assolutamente sì, grazie Saverio De Florio, linea alla regia.